Amici viaggiatori, bentornati a bordo. La crociera della musica, arte e cultura napoletana sta per giungere in porto, ma abbiamo deciso di salutarci nel luogo che è stato fulcro di questi giorni, il teatro. La cultura unisce. La cultura è un mezzo potentissimo anche per costruire la pace. E non si poteva che aprire questo grande evento conclusivo con questo messaggio così pregno di significato in questo momento storico. Questa settimana è stata meravigliosa perché solo la cultura ci può salvare, però purtroppo nel mondo sta succedendo quello che succede e quindi c'è solo una parola che appartiene a tutti, è la pace, e detta in napoletano arriva dritta al cuore. Quindi con le parole del maestro non mi solo e poi risposo perché già Edoardo è irrecitabile, le sue poesie ancora di più. Però ci uniamo tutti quanti in questo grido di pace e ci auguriamo che questa pace prima o poi arriverà. Io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Una in mezzo a tanta porta sarebbe per campare. Sarebbe una mattina di primavera, e arrivasse fine a sera, senza di serrato là, senza sentire più la gente che ti dice, gli faccia, gli dica, senza sentire l'amica che ti viene a consigliare, senza sentire la famiglia che ti dice, ma che hai fatto? Senza scendere più a parte la coscienza e la dignità, senza leggere un giornale, la notizia impressionante che lo vuole per tutto quanto e non tiene che ci fa, senza sentire un dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, l'onorario che va là, senza sentire sto cuore che ti parla di concettino, Rita, Brigida, Nannina, che sta sì, che l'altra no, perché insomma si vuole pace e non sentono più niente. E sperava solamente da morto che l'ha pigliato. Io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Una mezza tanta porta s'acquista per cantare. Sarebbe una mattina di primavera, e arrivasse fine a sera, senza di, serrata là. La crociera della musica, arte e cultura napoletana porta un po' nel suo stesso nome l'obiettivo insito del costruire la pace. L'arte cos'altro può essere se non un veicolo per realizzarla? Oggi però siamo qui per dirci arrivederci. Gente magnifica, gente di questa città. Al termine di questo viaggio siamo diventati un po' tutti testimoni del sapere partenopeo ed il rettore della Gennarino II, Amedeo Colella, lo certifica con la consegna degli attestati di ambasciatore della cultura napoletana nel mondo. Alla fine riusciamo a spiegare esattamente il motivo di questo evento, perché molti pensano che sia un evento di gruppo, ma non è così. È un evento che appunto vuole instillare nel napoletano l'amore per la propria città, e quindi quell'attestato che noi consegniamo alla fine serve proprio a questo, in modo che quando i nostri ospiti lo rivedranno a casa si ricorderanno che Napoli non è una città solo da criticare, ma è una città soprattutto da amare per le sue tante bellezze e per la musica, soprattutto per la musica napoletana, che è un'eccellenza in tutto il mondo. L'edizione 16 bis volge al termine, ma voi, che ci seguite assiduamente, già sapete che per una nave che giunge in porto, un'altra è già pronta a salpare verso la 18ª edizione. Occhi lucidi e cuore pieno, un addio che non è un addio ma è un arrivederci, resta l'emozione, un'emozione incredibile che è durata una settimana e noi ci auguriamo di rincontrare i nostri ospiti per tantissime altre crociere, per tantissime altre cose belle, tanto divertimento e niente, siamo molto felici di lasciare sempre un pizzico di orgoglio nei nostri amici.